ci divertiamo, promesso. Eccoci, ben ritrovati, 13:30, ultima parte dell'edizione straordinaria. Allora, riepiloghiamo un attimo, andiamo insieme a vedere i dati dei contagi con la tabella diffusa da Azienda Zero. Allora, sono i dati relativi ovviamente alle 8 di questa mattina, ma ci raccontano di un trend in continua crescita purtroppo. 819 sono i nuovi positivi delle ultime 24 ore in tutto il Veneto, Padova 140, Treviso 165, numero alto, Venezia 128, ancora Verona fa la parte del Leone con 262 nuovi positivi, 83 Vicenza, 21 Belluno e 7 Rovigo. Dunque in totale 819. Si conferma il trend, mentre invece, come confermano le parole del generale Figliuolo, vi ho letto l'ANSA pochi minuti fa, anche le vaccinazioni sono un po' al palo per quanto riguarda gli over 60 e per quanto riguarda gli adolescenti. Si sono un po' fermate le prenotazioni per le vaccinazioni nonostante la variante Delta purtroppo stia continuando a correre e questi dati ce lo dimostrano. Abbiamo parlato di Green Pass perché in questo momento è in corso il Consiglio dei Ministri, si cercherà di capire attraverso questo nuovo decreto quali saranno i contesti all'interno dei quali il Green Pass verrà utilizzato, come dovremo da lunedì imparare a convivere con questa certificazione verde. Ricordiamo, abbiamo fatto un servizio proprio ieri su questo con il sindaco di Treviso Mario Conte, che insomma dopo alcune settimane è riuscito a scaricare il suo Green Pass, che chi non ha ricevuto l'SMS con l'autocode dovrà chiamare il numero 1500 1500. I tempi d'attesa sono piuttosto lunghi, però potrete così ottenere il codice che vi permetterà di scaricare il Green Pass. Piano B sono farmacie oppure medici di base. Dunque questo è il quadro. Ora io vi presento il nostro prossimo ospite, mi scuso perché ho fatto un preambolo molto lungo, ma insomma le abbiamo dato il tempo di sistemarsi e prendere posizione. Assessore alla cultura e al turismo del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti, grazie per essere qui con noi, per averci raggiunto. Grazie, buongiorno a tutti e ovviamente grazie a voi per l'invito. Allora, Assessore, perché oggi? Perché con oggi proprio alla Loggia dei Cavalieri parte questa bellissima iniziativa dove di fatto il Comune di Treviso ha adottato un artista. Intanto, perché si è reso necessario adottare un artista? Allora, innanzitutto è stato un atto di un grandissimo valore simbolico, però credo che durante il periodo di lockdown anche i messaggi di positività e di valenza simbolica, come per esempio tenere aperti o mantenere vivi e far comunque lavorare i lavoratori dello spettacolo, sia stato fondamentale. In realtà alcuni si sono già esibiti anche durante il Natale, però diciamo che, e ringrazio tutta l'amministrazione per questo, avevamo deciso di investire 100.000 euro del fondo Covid proprio a supporto degli artisti che avevano voglia di regalare una performance alla città di Treviso e quindi come premio insomma dei simbolici 1.000 euro. E credo sia stata un'iniziativa che ha portato molto successo, allora, sia perché ovviamente sentire un'attenzione da parte della propria amministrazione in un momento di tale difficoltà, che poi noi ovviamente abbiamo declinato in tanti modi, perché per esempio col Teatro Stabile del Veneto si è scelto comunque di continuare le produzioni e di lavorare anche in streaming pur di far lavorare gli artisti, quindi in realtà le iniziative che abbiamo fatto sono molteplici e ha portato anche dei risvolti inaspettati, perché per esempio molti lavoratori dello spettacolo in realtà forse si sono sentiti esclusi da questo bando, parlo per esempio delle compagnie teatrali professioniste, e ne è scaturito qualcosa di bellissimo, perché comunque durante la pandemia li abbiamo incontrati e ne è nato il Festival di Teatro Contemporaneo Gioiosa et Amorosa, quindi è un bando, quindi cosa vuol dire una gocciolina che poi diventa un fiume? È un bando che ha generato positività ma anche tante cose belle e concrete, quindi credo che noi tutti amministratori, ma tutti siamo chiamati a fare una nostra parte anche morale, di impegno civile per sostenere il mondo della cultura, che sta attraversando ancora oggi un momento di difficoltà. Infatti questo voi vi siete messi in ascolto, no? Un po' questa è la testimonianza, perché l'artista forse è una delle categorie, forse la categoria proprio perché sono di fatto liberi professionisti, no? Lavorano con la loro creatività e sono stati davvero messi in ginocchio con la pandemia. Non c'è più stato spazio per l'esibizione a cielo aperto, ve ne sarà a breve, poi racconteremo anche l'estate trevigiana, ma una sensibilità grande è stata appunto quella di simbolicamente farli un po' tornare a lavorare. Come si è mossa lei per pianificare
aiuti per tutti questi mondi, no? Dall'artista di strada, al mondo della cultura, poi è ripartito anche il Teatro di Treviso. Da dove è partita nel suo lavoro di pianificazione per far ripartire la cultura? Allora, innanzitutto non ci siamo mai fermati e quindi al di là dei periodi proprio di chiusura forzata, ma anche durante i periodi di chiusura forzata, sia con i musei che col teatro, in realtà abbiamo sempre continuato a produrre anche in streaming, quindi penso per esempio agli spettacoli teatrali, ma penso anche agli appuntamenti al museo. Quindi credo che la prima cosa positiva che abbiamo fatto è non fermarci mai e anche farci trovare pronti, perché nonostante la programmazione l'abbiamo cambiata e declinata 1000 volte, perché avevamo chiaramente il piano A, B e C, poi a seconda dei decreti che uscivano, di fatto ci siamo trovati pronti, quindi siamo stati il primo polo museale completo a riaprire dopo la pandemia, i primi a fare il primo concerto di piazza ancora l'anno scorso con Rai Canzian, i primi a lanciare una programmazione di eventi col Teatro Stabile del Veneto in streaming, e quindi questo ha creato grande fiducia e comunque poi appunto qualsiasi esempio virtuoso ha sempre un effetto positivo a cascata da catena. E poi abbiamo cercato di guardare a tutte le categorie, quindi ovviamente a tutti i festival già in essere, ovviamente compatibilmente con quello che potevamo fare, perché anche i comuni oggi, questo c'è da dire, ed è qualcosa che ovviamente poi il nostro sindaco ha sottolineato varie volte, non hanno più, diciamo, lo splendore o la capacità economica di un tempo. Quindi abbiamo cercato di guardare a tutte le categorie, professionisti, non professionisti, anche proprio a tutti i settori dello spettacolo, perché c'è lo spettacolo dal vivo, c'è la lirica, c'è il teatro, c'è il cinema per esempio, quindi e con tutti abbiamo cercato di ascoltarli, incontrare, dare un segnale di fiducia e lì dove potevamo anche un aiuto economico, come per esempio appunto sottolineavo il festival di teatro contemporaneo, abbiamo dato un aiuto importante che ha consentito di partire e poi di autofinanziarsi trovando anche altri sponsor, quindi questo credo sia un modello virtuoso di ascolto ma anche di sostegno concreto. Senta, quanto ha pesato la chiusura dei luoghi della cultura, partiamo dai musei, sul turismo, proprio anche in termini di numeri? Adesso si sta ripartendo, però è in discussione l'utilizzo del Green Pass proprio per entrare al museo. Cosa ne pensa, visto che lei ha la cultura ma anche il turismo? Allora, rispondo con un appello, perché una delle cose più gravi, più pericolose è stato il cambiamento delle abitudini, quindi questa mancata attenzione, chiaramente perché molti i media hanno parlato di Covid, quindi questa mancata attenzione nei confronti del mondo dello spettacolo, comunque perdere per esempio l'abitudine di andare a teatro e al cinema diventa molto pericoloso, perché la cultura ha bisogno di un sostegno anche mediatico, quindi è anche un fatto culturale voler vivere il cinema o piuttosto che frequentare il museo. E questo è un appello che faccio a tutti, che faccio soprattutto a chi lavora nel mondo dello spettacolo e può diventare ambasciatore di questo concetto, perché abbiamo bisogno di ricreare anche abitudini, ovviamente nel rispetto della sicurezza. E chiaramente mi fa paura il Green Pass da un punto di vista di fattibilità e di lato pratico, perché è chiaro che non siamo ancora pronti. No, non ce l'ho ancora, no, devo ancora... È stato difficile anche per lei? No, allora devo dire che tutte le persone che conosco magari hanno dovuto aspettare, infatti c'è ancora chi è in attesa, ma che comunque l'hanno scaricato, quindi credo che sia fattibilissimo. Quindi da un lato sono preoccupata per la messa in opera dei controlli, dall'altro lato credo che sia una questione proprio di senso civico di tutti, quindi fondamentale, perché come Paese non possiamo permetterci altre chiusure e di conseguenza credo che sia un passo assolutamente dovuto, visto che per fortuna tutte le statistiche sulle vaccinazioni sono estremamente positive, quindi dobbiamo essere positivi. Credo anche, frequentando io molti eventi, per esempio la Festa del Redentore è un evento internazionale sotto gli occhi di tutti, quindi credo che anche il fatto di richiedere un Green Pass abbia dimostrato che ci si può comunque divertire anche a organizzare grandi eventi senza grandi difficoltà organizzative. Quindi credo che lei è a favore dell'utilizzo del Green Pass nei musei? Magari a livello, cioè sono a favore come senso civico ed atto dovuto, non vedo altre soluzioni per evitare le chiusure. Ecco, quindi diciamo, metto di fronte il salvataggio economico del Paese rispetto magari poi a pensare, oddio, ma a una limitazione della mia libertà. Credo che sia più importante salvare economicamente il nostro Paese e proteggere le fasce, le categorie protette. Ecco, quindi mi sento però anche di fare un appunto, nel senso non sono a favore tout court, sono a favore quindi con queste ad esempio bar e ristoranti, forse lì nei luoghi della cultura sì,
sì, infatti si sta discutendo proprio di questo. Sono favorevole ad un Green Pass a maglia più larga, diciamo, perché io sono molto preoccupata che sia un ulteriore incentivo a mettere in difficoltà dei settori, per esempio quello della ristorazione, che è già gravata e quindi ho paura poi che quando le cose sono troppo difficoltose, penso appunto anche ai cinema e teatri, poi magari soprattutto nelle fasce più anziane della popolazione, magari possa disincentivare la fruizione di un ambito culturale, e questo mi fa molta paura perché un paese che comunque non investe o in cui la cultura, diciamo, non è al primo posto anche nei valori e nella frequentazione, è un paese che difficilmente avrà un futuro, quindi dobbiamo essere molto, per quello faccio sempre un appello, faccio un appello anche ai fruitori della cultura, nel senso che è molto importante tornare a popolare i cinema, tornare a popolare il teatro, perché senza spettatori la cultura non esiste, quindi comunque insomma vedo positivamente il Green Pass. Come pubblico, allora adesso vi faremo anche vedere le immagini dell'inaugurazione della mostra di Casaro, una mostra insomma acclamatissima che poi mi pare che stia avendo anche un buon riscontro, ma questo lo chiedo a lei, quindi come sta andando questa mostra, anche qui una prima grande prova di ritorno, no? A frequentare i luoghi della cultura e di fatto insomma anche luoghi dello spettacolo, come stanno andando anche gli ingressi nei cinema, cioè secondo lei questo anno e mezzo in cui di fatto siamo stati tutti un po', ci siamo quasi sterilizzati, no? Nel nostro approccio culturale, abbiamo imparato ad esempio a fruire la cultura attraverso lo schermo di un computer, ci ha tolto secondo lei qualcosa questo, ci siamo un po' disabituati, come sta andando? Allora, rispondo sottolineando 3 concetti. Quello più positivo è che le persone hanno tantissima voglia di cultura perché hanno voglia di emozionarsi, quindi la cultura e lo spettacolo dal vivo è emozione, ed emozione che per fortuna nessuno schermo potrà mai sostituire, quindi in realtà sono 2 filoni completamente diversi, dove grazie appunto alla tecnologia in realtà è un'informazione, quindi è lì dove magari non puoi arrivare, diciamo è un completamento, ma che non sostituisce per fortuna lo spettacolo dal vero. I numeri quindi sono positivi. Per esempio la mostra di Casaro adesso sta facendo circa 1.000 visitatori alla settimana, anche se ovviamente ci sono ancora tantissime criticità, quindi pensiamo ai grandi gruppi, pensiamo alle scolaresche, pensiamo anche ai visitatori dall'estero, perché ci sono ancora tantissime difficoltà, pensiamo per esempio alle difficoltà da un paese come la Cina, cioè l'Italia è uno dei pochi paesi che non ha un volo diretto per la Cina, quindi vuol dire perdere fette di consumatori di turismo ovviamente importanti, quindi anche da questo punto di vista ovviamente auspichiamo poi una risoluzione o comunque una omogeneità anche delle procedure di controllo. Ci sono poi degli aspetti da sottolineare che non sono solo legati alla fruizione del pubblico, però quanto riguarda per esempio il cinema, in realtà le sale tornano chiaramente al momento metà piene, e penso per esempio ad una perla che noi abbiamo a Treviso, che è un cinema Edera, che è un cinema d'essè, dove a breve si terrà l'Edera Film Festival. Il problema è proprio anche degli addetti ai lavori, perché per esempio ci sono meno grandi produzioni, e quindi per esempio anche le grandi produzioni magari si stanno spostando su piattaforme online o comunque piattaforme che invece puntano sulle serie televisive. Quindi credo che sia un momento dove, al di là del pubblico che ha voglia di spettacolo, di emozionarsi, noi tutti addetti ai lavori dobbiamo fare appello alle nostre coscienze per sostenere quelle fasce, diciamo, culturali, come per esempio il cinema, che hanno bisogno comunque di un maggiore aiuto. Quindi questa è una riflessione importante che tenevo a condividere con i vostri telespettatori. Se non sbaglio in pieno Covid ci fu anche un appello, una chiamata alle armi per i sostenitori del cinema Edera, no? Proprio perché lo stesso pubblico, no? Stava spingendo affinché chi gestisce oggi il cinema Edera non mollasse, no? non cedesse alla tentazione di crollare, perché alcuni sono crollati, alcuni non hanno più riaperto. Assolutamente, quindi si parla, cioè, è ancora un momento molto delicato, infatti è un appello che ripeto sempre anch'io, sia al pubblico che agli addetti ai lavori. Treviso è una città fortunata, io voglio sempre lasciare un appello positivo, perché siamo l'unica città in Italia che fondamentalmente riapre con l'apertura di 2 musei, perché pensiamo, e giustamente ha citato la mostra di Renato Casaro, apre un nuovo museo nazionale che è il Museo Nazionale Collezione Salce, quindi MIBA, che è un museo di una bellezza per la qualità, insomma,
del restauro architettonico ma anche per i contenuti assolutamente di livello internazionale. E entro l'estate finiranno i lavori per il completamento del Museo Bailo, che di fatto sarà un nuovo museo perché arriveranno circa 650 opere in più, ci saranno un raddoppiamento degli spazi espositivi, ma ci saranno anche molte novità, quindi una nuova esposizione dedicata all'800, entrerà il 900, entrerà la multimedialità, quindi credo che i cittadini di Treviso debbano sentirsi anche fortunati e confortati che comunque c'è una produzione culturale e di bellezza, ma anche la cultura vuol dire tenere fermi e saldi quelli che sono i valori della nostra civiltà, che poi si riflette a cascata anche sulla qualità del vivere della città. Fino a dove vuole arrivare, Assessore? Cioè che cosa può portare, si può portare? Proviamo a sognare, no? Io so che lei ha sempre ragionato molto in grande, l'abbiamo visto anche con il Natale, no? Nonostante fosse una situazione molto difficile, lei ha provato a organizzare insomma, un Natale da sogno a Treviso. Fino a dove vorrebbe arrivare? A un sogno, tra l'altro condiviso con il sindaco, che abbiamo proprio lanciato ancora all'inizio del nostro insediamento, che è far sentire tutti i luoghi della cultura della città delle case aperte dei cittadini. Parlo dei musei perché probabilmente è l'esempio più concreto, quindi avevamo già annunciato, ci piacerebbe ovviamente raggiungere la gratuità per tutti i cittadini prima della fine di questo primo mandato, ma soprattutto con tutte le iniziative che stiamo organizzando, tra l'altro a breve possiamo citarne, ce ne saranno di nuove, come poi i campus estivi dedicati ai bambini, piuttosto che adesso è in corso questa bellissima iniziativa del Giallo al Museo, quindi vorremmo proprio farli sentire un'estensione della piazza cittadina dove tutti si sentono liberi anche di fare una passeggiata magari insieme al passeggino alla propria famiglia. Quando vedrò questo, con una partecipazione collettiva da parte di tutti ai luoghi della cultura, credo che avrò raggiunto il primo grande sogno per la città, il primo dei tanti sogni. Il primo. Allora, parliamo di estate, no? Prove tecniche di normalità, anche se purtroppo i contagi stanno tornando, il numero dei vaccinati è comunque buono nel Trevigiano, ma che cosa ci dobbiamo aspettare per quest'estate, insomma, che è già inoltrata, ma a livello di manifestazioni, di occasioni appunto per trascorrere una serata in compagnia? Sì, allora abbiamo innanzitutto pensato alla sicurezza, quindi abbiamo spostato molte dei nostri eventi all'esterno, perché per fortuna i dati ci dicono che all'esterno, stando distanziati, i contagi sono molto rari, quindi da questo punto di vista è giusto anche rassicurare tutti. Quindi per esempio anche la stagione concertistica, che di solito si tiene ovviamente a teatro, è stata in parte spostata nelle piazze cittadine, infatti ci sono stati dei grandi concerti, per esempio in Piazzale Burchellati, che hanno avuto molto successo. Noi eravamo già rodati perché anche l'estate scorsa diciamo che si sono tenuti oltre 150 eventi, tutti distanziati, comunque su prenotazione, quindi con un controllo molto rigido, quindi credo che da questo punto di vista ci sia un ricchissimo cartellone di eventi o ovviamente all'interno, quindi completamente distanziati, perché chiaramente le misure di sicurezza sono un posto sì, un posto no, ma soprattutto all'esterno, e quindi credo che i trevigiani possano godere di momenti di socialità in totale sicurezza. Adesso ricordo che ci sono tantissimi eventi intorno al cinema nei quartieri, appunto sotto la loggia c'è una rassegna, la loggia Incantata, una rassegna continua di teatro, di cinema. Quando si parte col cinema nei quartieri? Diamo qualche... È già partita. E tra l'altro segnalo, in realtà sono 3 appuntamenti che stanno diventando sempre più importanti, anche un lusso per la città, perché diciamo che in realtà abbiamo a Treviso un'eccellenza nazionale, perché in realtà si chiama Francesco Baggio, è un esperto di restauro proprio di macchine a carboni, quindi quelle per mostrare le pellicole 35 mm, quindi proprio la vera magia del cinema, e sono serate che hanno avuto talmente tanto successo. Quest'anno ne avremo 3 in 3 location diverse, mostreremo dei film di Renato Casaro e saranno degli appuntamenti veramente unici, perché parte anche da qui il rilancio di una periferia, no? Con queste situazioni di aggregazione. Sì, perché infatti abbiamo fortemente voluto, e quindi questa è una cosa fortemente anche voluta dal nostro sindaco, più della metà appunto degli appuntamenti si tiene nei quartieri, quindi e quest'anno ancora di più, quindi anche abbiamo portato il cinema, il teatro nei quartieri, tantissimi eventi anche legati alla lettura, per esempio, comunque alle letture animate, e quindi credo che questo sia un bellissimo segnale, perché la cultura deve essere veramente a portata di tutti. Musica, suoni di marca, Assessore. Allora, è una kermesse che Treviso ha imparato ad amare. Io ricordo le
insomma le primissime edizioni, poi quelle a seguire, insomma davvero la città si trasferiva completamente lungo le mura di Treviso e hanno avuto un grande richiamo, devo dire, in tutto il Veneto, con i grandissimi ospiti, ma anche con l'offerta poi enogastronomica, cioè si è davvero riusciti a creare un'esperienza. Oggi Suoni di Marca che cosa è diventato? Con i limiti che abbiamo, insomma. Allora, per fortuna è un punto di riferimento ancora molto forte per la nostra città, e è chiaro che appunto la parte anche poi dei mercatini, della convivialità quasi appunto della saga, che è uno degli aspetti, chiaramente adesso questa parte viene a mancare, però l'affetto nei confronti di questa manifestazione è ancora totale. Tra l'altro la marca trevigiana dimostra proprio di gradire tantissimo i concerti, infatti abbiamo rafforzato insieme al vice sindaco, perché poi insomma ricordo che questo festival in particolare è seguito dalle attività produttive e quindi dal nostro vice sindaco, così come anche per esempio un'altra novità assoluta che sono i concerti quest'anno all'Ippodromo, piacciono tantissimo, quindi ai trevigiani piace la musica dal vivo, infatti il nostro cartellone estivo ha un maggior numero di concerti rispetto al passato, proprio perché dimostrano un gradimento molto alto. È sicuramente una delle tradizioni della nostra città, e quindi assolutamente la nostra volontà è di continuare ad ospitarlo e di continuare a farlo crescere, ovviamente compatibilmente. Purtroppo tutte le nostre manifestazioni, i nostri festival hanno dovuto adattare il format chiaramente alla pandemia, però l'importante è continuare, l'importante è non fermarsi. Senta, grandissimo traino culturale sono state, no? ai tempi le mostre di Goldin, e sono state davvero, oltre che appunto grandissima traino turistico, anche per tutti i pubblici esercizi di Treviso. Hanno portato un indotto davvero incredibile. Quando torneremo a quei livelli, secondo lei? Questo è un gran bel punto di domanda, perché io sono sempre ottimista, quindi piuttosto amo la storia, quindi chi ama la storia sa che dopo il terzo anno in teoria insomma le pandemie hanno un calo, quindi io spero e auspico veramente dal prossimo inverno. È per quello che dobbiamo insomma tenere duro, e speriamo di tornare a quei livelli, insomma speriamo che l'attenzione sulla cultura rimanga comunque alto, e che tornino anche le grandi mostre in fatto di numeri. È chiaro che per riavere le mostre in fatto di numeri bisogna anche avere una totale sicurezza e omogeneità poi anche nel trasporto, nei trasferimenti da vari paesi. Ci tengo anche a sottolineare che comunque la strategia della città messa in piedi dalla nostra amministrazione è non concentrare solamente un flusso comunque turistico o di visitatori in periodi dell'anno per un grande evento, ma di essere attrattivi da un punto di vista anche urbanistico, di estetica. Stiamo lavorando anche molto ad abbellire la città e a renderla sempre piena di eventi, in modo che diventi un punto di riferimento in maniera anche di un turismo molto sostenibile, e post-Covid è assolutamente un tema attuale, anche proprio dei comuni limitrofi, quindi che Treviso sia attrattiva in primis per i suoi cittadini, per tutti i comuni limitrofi, quindi parlando anche di un turismo di prossimità, e ovviamente anche per un visitatore che deve trovare, oltre ad una enogastronomia, una città pulita, sicura e bellissima, anche un'offerta culturale 365 giorni all'anno. E voi avete anche fatto una campagna pubblicitaria, insomma, non aggressiva, ma insomma importante, fuori dalle mura trevigiane, andando magari in altre regioni, quindi voi state iniziando anche a cercare di attrarre il turista, quello più prossimo, no? Per creare situazioni di esperienza di città anche che possano durare un weekend, insomma. Provare a cambiare la modalità esattamente questo, perché è il primo target, una strategia di marketing è il primo target a cui ci si rivolge, anche perché una volta fidelizzato vuol dire avere un flusso costante che non è soggetto poi per esempio a pandemie, anche se non è prevista la pandemia, ovviamente. E da questo punto di vista stiamo facendo molto, perché insieme all'amministrazione, quindi sempre insieme alle attività produttive, abbiamo lanciato proprio adesso una campagna di un importo economico anche molto sostanzioso insieme a Ryanair, proprio per lanciare Treviso come destinazione turistica a sé. Questa è un'altra battaglia, un altro sogno che condividiamo con il sindaco, quindi scegliere di venire a Treviso non perché è vicina ad altre città turistiche di livello internazionale, ma perché la vuoi vivere. E Treviso oggi offre esattamente quello che il visitatore vuole, perché Treviso è una città sicura, dove si mangia e si beve bene, dove ci possono vivere gli spazi aperti, perché Treviso è una piazza aperta, e quindi ha veramente tutte le caratteristiche per essere vissuta dal turista
in periodo Covid o anche post-Covid. È stato pesante non avere l'aeroporto? Sì, questo molto e anche dai nostri chiaramente esercenti, perché Treviso prima del Covid stava crescendo con una crescita a 2 cifre veramente straordinaria, sia ovviamente come per la vicinanza, quindi chiaramente molti dei turisti che poi vanno a Venezia o magari vogliono visitare adesso il Canovano, il prossimo anno sarà l'anno canoviano, quindi sicuramente sì, ma proprio per questo è stato, all'epoca non potevamo saperlo chiaramente, però proprio per questo è stata proprio vincente anche la strategia di puntare ad un turismo a visitatori di prossimità, perché hanno fatto sì che la città rimanesse viva anche durante, ci sono altre città che vivono di turismo, adesso non voglio, ovviamente parliamo di Venezia, di Firenze, che invece hanno vissuto dei periodi molto più prolungati di vuoto, proprio perché sono venuti a mancare una fascia cospicua di visitatori. Infatti hanno dati molto più pesanti, no? Di crolli rispetto a Treviso. Tra l'altro voglio ricordare che venerdì apre il punto tamponi proprio accanto all'aeroporto, no? Perché insomma in modo da entrare in questa sorta di nuova convivenza con il virus, cercare di tornare alla normalità, ma nel rispetto ovviamente delle regole. Io so, Assessore, che lei ci deve lasciare perché ha un impegno, quindi grazie per essere stata in nostra compagnia, per averci raccontato tutto questo. Poi ovviamente tutte le informazioni, per chi le volesse trovare, le trova sul sito del Assolutamente, Comune. anche tutti gli eventi, quindi invito tutti a consultare i nostri siti e a partecipare agli eventi, perché è grazie al pubblico che la cultura vive. Grazie per l'invito. Grazie a lei. Lavinia Colonna Preti, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Treviso. Noi andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte dell'edizione straordinaria con il Sindaco di Mogliano e il Sindaco di Ponte di Piave. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati, sono le 14.01, puntualissimi, saremo insieme fino alle 14.30. Abbiamo 2 ospiti, uno collegato, uno in studio con noi. Parliamo di pianificazione urbanistica del territorio, cioè quali sono gli strumenti che hanno i sindaci per decidere qual è il futuro del territorio e quindi anche di fatto la qualità della vita poi dei cittadini che lo abitano. Stanno cambiando molte cose rispetto ad una volta e ce lo faremo raccontare proprio dai nostri ospiti. E poi vi annuncio già che oggi pomeriggio c'è la conferenza dei sindaci, si torna a parlare di Covid, quindi capiremo anche questo e ci sono alcuni temi importanti da affrontare, uno tra tutti la carenza di medici di base. Ma vi presento allora Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, con noi in studio, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. In collegamento abbiamo Paola Roma, sindaco anche lei, ma presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. Paola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno anche al collega. Ecco, allora giochiamo in casa. Allora partiamo da qui, perché avete visto che sul tavolo è comparso un... come lo possiamo definire? Questa è una tavola che racconta la città di Mogliano Veneto e il sindaco l'ha portata qui con noi per spiegare che cosa, sindaco. Beh, questa è una delle tante tavole che compongono il piano degli interventi che stasera ci affronteremo in Consiglio Comunale e che manda in pensione il vecchio PRG. Pensate che a Mogliano vige dal 1993 il vecchio PRG. E il piano degli interventi rappresenta il nuovo modo di fare urbanistica, che non tiene conto solo della pianificazione pura e semplice, ma tiene conto di tantissimi aspetti che compongono la città, quindi degli aspetti sociali, culturali, scolastici, ha dentro le opere pubbliche, quindi è una pianificazione a 360 gradi. E è stato un lungo lavoro per noi, un anno di lavoro che ci ha portato a un risultato di un piano che punta alla sostenibilità ambientale in primis e, come diceva lei, alla qualità della vita degli abitanti di Mogliano e alla qualità architettonica. Voi avete, questo è un dato secondo me molto importante, uniformato gli indici di edificabilità. Che cosa vuol dire? Sì, abbiamo visto che in passato, causa anche indici che erano un po' sfasati dal vecchio PRG e poi anche il piano casa, hanno creato in città, all'interno di quartieri magari di villette, abbiamo visto sorgere questi funghi, questi condomini. Quindi abbiamo deciso di
spalmare una crescita uniforme con degli indici uniformi e che in parte hanno la possibilità di essere perequati, nel senso si dà un indice base per tutti, poi se uno vuole aggiungere, arrivare al massimo deve pagare, dare un beneficio pubblico. Anche questo è un altro concetto importante della nuova pianificazione, quello della perequazione, cioè costruisci però il tuo vantaggio economico, la tua crescita economica almeno al 50% la condividi con la comunità. Quindi siamo riusciti ad esempio con questo primo PI, ma poi ci saranno anche delle varianti, ad avere ben 1.250.000 euro di beneficio pubblico, di perequazione. Come voi avete fatto delle scelte importanti, ad esempio con questo nuovo PI voi avete scelto di tutelare il verde, che non è una cosa così scontata. In che termini? Sì, allora una delle grandi qualità della città di Mogliano è proprio il verde, è scelta anche da molti cittadini anche di Mestre, di Venezia, proprio per la grande quantità di verde pubblico e privato che abbiamo. E su questo ci siamo concentrati e ad esempio gran parte di questa perequazione che ci arriva è destinata proprio per piantumazioni nuove, per andare a piantumare nuovi alberi, ben 550 alberi che verranno piantati in città. Pensiamo anche al terraglio, all'asse del terraglio, dove abbiamo visto negli anni perdere tanti questi platani enormi, purtroppo causa anche una malattia, il cancro, li abbiamo persi. Pensiamo proprio a ripiantumare e ridare la riconformazione, insomma, del grande boulevard del terraglio. Un altro tema importante, abbiamo visto prima le immagini della conferenza stampa in cui ovviamente questo PI è stato di fatto presentato alla stampa e quindi alla cittadinanza. Ci sono, soprattutto nella zona di Mogliano, ma poi questo concetto, questa modalità di lavoro può essere esportata in tanti altri comuni, aree rurali con questi casolari, magari mezzi in disuso. Anche qui voi avete detto, bene, possiamo metterci mano, ma con queste regole, quali? Certo, abbiamo individuato, perché adesso c'è la Veneto 2050, che è il nuovo piano casa, che diventa una legge strutturale, non più emergenziale, quindi i nostri piani devono convivere con questa legge regionale e abbiamo identificato all'interno dei nostri 46 km quadrati di territorio 18 km quadrati dove diciamo qui la Veneto 2050, questa legge non può essere utilizzata perché magari siamo all'interno di corridoi ecologici, abbiamo i due fiumi, no? Lo Zero e il Dese, siamo all'interno di campagne che hanno una valenza paesaggistica importante, quindi lì non usiamo la Veneto 2050, anzi andiamo a ripulire e a ricucire dal punto di vista paesaggistico le nostre belle campagne, spesso attraversate anche da itinerari ciclistici e cicloturistici molto interessanti, e andiamo a recuperare quelli che sono gli edifici non più funzionali, quindi a demolirli o in piccola parte a riconvertirli. Abbiamo messo dei limiti molto importanti che possono appunto dare il là ai proprietari di questi edifici a risistemare, a ripulire le campagne. Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave nonché presidente della conferenza dei sindaci. Abbiamo scelto di raccontare un po' l'esempio di Mogliano Veneto perché è molto interessante, no? Questa pianificazione estremamente democratica, no? Questo sguardo alla città, però sempre di concerto con i cittadini. Come sindaco, quanto è difficile fare un lavoro di questo tipo? Beh, è difficilissimo, soprattutto perché dobbiamo cambiare un po' la concezione dei nostri cittadini. Fondamentalmente, come diceva prima Davide, con la legge Veneto 2050 ci permette anche in situazioni un po' particolari, bloccate da tempo, di trovare delle soluzioni in cui magari ci sono più proprietari e ognuno possa iniziare un intervento anche scombinato tra di loro, ma poi ogni territorio è il suo. Io parlo per esempio di Ponte di Piave, abbiamo chiesto che proprio tutta quell'area che è in P4 sostanzialmente, proprio per la parte idrogeologica di pericolosità idraulica molto alta e quindi elevata, possono essere spostate le volumetrie nell'ambito urbano, quindi già questa è anche un educare a spostare al di fuori anche questo tipo di interventi. Ma poi ci sono tutte le parti che, per esempio come piccola amministrazione, siamo intervenuti ogni anno con le varianti verdi, chiedendo queste conversioni delle aree da fabbricabili ad aree verdi. Questi un po' sono stati i leitmotiv che abbiamo dato, un po' perché io sono già il secondo mandato, dall'inizio
all'inizio sostanzialmente con un PAT che avevamo già approvato nel 2014, siamo andati ad aggiungere delle varianti appunto ogni anno proprio per dare questo tipo di disponibilità e questa tra virgolette anche riduzione del consumo del suolo. Ma oltre a questo, ripeto, la cosa più importante diventa anche sbloccare degli accordi che magari fatti negli anni passati, negli anni precedenti, adesso diventano praticamente impraticabili, ma soprattutto perché abbiamo una percentuale di utilizzo di suolo che dobbiamo rispettare, quindi dobbiamo anche andare incontro a questo tipo di interventi. Un intervento particolare che ha visto, diciamo, combinato non solo il Comune ma anche l'Ater e anche la Regione e anche il Ministero, è stato invece un dare quindi alla Regione, diciamo, un terreno di proprietà dell'amministrazione comunale, dove con un intervento in parte tramite Ater e in parte con fondi ministeriali sono stati riattati 20 alloggi, quindi da stesso quantitativo di alloggi che avevamo prima, con degli alloggi nuovi sostanzialmente, e quelli vecchi avevano più di 60 anni, quindi siamo andati a riqualificare e quindi a fare una pianificazione che abbia tenuto conto proprio di questa normativa, che va appunto a dare un utilizzo del suolo in maniera più idonea e congrua, oltre che alle vari, come gli esempi che portavate prima, rispetto a quelle strutture, diciamo, che abbiamo sul territorio, delle case da dover riqualificare e quindi riutilizzare questo tipo di strutture che abbiamo, piuttosto che creare nuove abitazioni. Da questo punto di vista il tema della riqualificazione: sta arrivando il primo pacchetto di 25 miliardi di fatto del recovery, no? Del piano di ripresa e resilienza. Quanto difficile sarà per i comuni riuscire a fare in modo che questi soldi andranno a finanziare dei progetti concreti? Perché noi stiamo raccontando, no, come funzionerà, ma poi nel concreto, come primi cittadini, come vi muoverete? Beh, sicuramente la difficoltà di mettere insieme proprio tutta questa quantitativa di fondi viene data che non tutti i comuni hanno le stesse risorse e non tutti hanno la stessa quantitativo di abitanti, pertanto sicuramente ci saranno delle misure che dovremo prendere strutturalmente, magari sicuramente insieme rispetto alle pianificazioni, ed altre, e qui magari rientro sulla parte quella sanitaria un po' sociale, diventa appunto una pianificazione che, anche se nel recovery viene suddivisa tra sanitaria da una parte e sociale dall'altra, dovrà necessariamente dialogare insieme, perché abbiamo delle strutture che chiaramente rientrano in entrambi gli ambiti, penso non solo per la parte degli anziani ma anche dei minori e anche della disabilità, quindi sostanzialmente si tratta di interventi che vadano appunto a ripianificare, di organizzare anche un territorio, a dare dei servizi ai cittadini anche in maniera sostanzialmente diversa, prevedendo appunto degli ambiti territoriali diversi e andando quindi ad individuare una modalità anche di welfare diverso. Sindaco, torniamo a Mogliano. Ci sono 6 progetti di accordo pubblico-privato che di fatto verranno discussi. Ne erano stati presentati 18. Ci racconta in che cosa consistono, e mi piacerebbe che lei toccasse il tema dell'ex essiccatoio, perché è l'esempio un po' cardine, no? che racconta che cosa c'è dietro tutto questo. Sì, abbiamo avuto una grandissima partecipazione da parte dei cittadini, che hanno fornito dei contributi a ben 75. Poi abbiamo ricevuto queste 18 proposte di accordo pubblico-privato, abbiamo fatto un vaglio, alla fine ne arrivano 6 e in queste 6 c'è un importante buco nero della città. No, adesso questo concetto di riqualificazione, di rigenerazione urbana, di riutilizzo in chiave nuova di aree degradate, e questo è un vero esempio, no? Un ex essiccatoio, un'area produttiva dismessa da circa 20 anni nel cuore di un quartiere che viene recuperata, addirittura viene ridotto il volume attuale, e la nuova destinazione sarà una destinazione commerciale che porterà tutta una serie di opere, anche dei parcheggi proprio in quella zona dove c'è una grande carenza, e porterà a altre perequazioni come gli alberi e anche denari. Che cosa chiedono oggi i cittadini? Chiedono parcheggi, chiedono più verde, chiedono più accessibilità nelle scuole? Cioè, che cosa chiede un cittadino? Che cosa
cosa fa aumentare la qualità della vita in un comune? Chiedono servizi, chiedono a 360 gradi, a partire dagli asili nido fino ad arrivare alla casa di riposo. Fortunatamente Mogliano offre dei servizi buoni, però bisogna lavorare tanto per mantenerli di alta qualità, e sempre più i cittadini chiedono piste ciclabili e itinerari turistici all'interno del proprio territorio, no? Il Covid ci ha insegnato che non ci si può spostare, quindi abbiamo riscoperto zone anche del nostro territorio prima sconosciute, quindi argini dei fiumi, quindi abbiamo a Mogliano le cave senili di Marocco, che sono un'area importantissima che in questo PI verrà salvaguardata, e creeremo un vero e proprio biotopo, un vero e proprio parco con un'oasi più protetta, perché ci sono delle valenze ambientali molto importanti, e un'area con termine che potrà essere anche utilizzata dai cittadini. Abbiamo questa fortuna di avere una spina verde che parte da sud e entra fino al centro della città con parchi, servizi, impianti sportivi, risale ancora dal primo PRG degli anni 60, e questa spina verde va rafforzata e viene rafforzata dal piano degli interventi. È interessante quello che lei ci racconta, come il Covid ha cambiato, no? La nostra visione del tempo, la nostra visione dell'intimità nei rapporti con le persone, ma anche il modo di vivere le nostre città, i nostri comuni, no? E quindi la prossimità rispetto a nell'organizzazione di una giornata o ad esempio di un weekend, di pensare sempre di allontanarci, no? Quindi vivere il posto in cui siamo, ma magari viverlo anche in maniera diversa. Paola Roma, in questo senso oggi conferenza dei sindaci, l'abbiamo detto proprio in apertura di questa ultima parte. Uno dei temi, e anche qui insomma c'entra la qualità della vita, è la carenza dei medici di base. Poi parleremo anche dei tamponi. Com'è la situazione legata ai medici di base? Tantissimi stanno andando in pensione. Sì, allora è stato fatto già un punto con i colleghi nella conferenza dei sindaci proprio della scorsa settimana, in cui si è parlato sia dei medici di medicina generale ma anche dei pediatri di libera scelta, e non dimentichiamo poi tutta l'altra parte che sono i medici che sono all'interno delle nostre strutture, quindi dei centri servizi, e passando poi per tutta quella che invece è l'attività della continuità assistenziale, quindi della guardia medica. Sicuramente è un percorso nel quale sono state delineate e declinate ai sindaci proprio le aree, diciamo, di intervento, e che ci vedranno nuovamente coinvolti proprio nel mese di agosto per andare ad individuare nello specifico proprio i pensionamenti, le modalità operative anche per comunicare ai cittadini, perché sicuramente il Covid ha dimostrato come fare squadra tutti quanti assieme con l'azienda sanitaria abbia portato quelle informazioni ai cittadini, non solo rispetto a quello che significava la gestione dell'emergenza, ma anche tutta la parte delle vaccinazioni. Non dimentichiamo il gran lavoro che è stato fatto soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, ma anche e soprattutto per quelle che hanno le più vulnerabili sotto questo profilo. E poi tutto quello che sarà tutta la fase del concorso proprio nelle zone carenti di Azienda Zero, che andrà ad individuare proprio le zone e le aree carenti rispetto a questo. Sicuramente un modo di interloquire e di parlare con degli ambiti territoriali che siano anche diversi. Non stiamo dicendo comunque nulla di diverso rispetto a quello che la Regione Veneto sta già facendo e che andrà a concludersi con la definizione degli ambiti territoriali, nei quali sostanzialmente andranno a riconoscersi anche tutti quei contributi e tutte quelle, diciamo, risorse che arriveranno poi ai territori. Non dimentichiamolo che nella modalità operativa, e qui parlo proprio sotto il profilo sociale, quindi dei contributi che sono arrivati, arrivavano agli ambiti e poi a seguire arrivavano poi ai territori e quindi ai comuni che venivano rappresentati dall'ambito. Sicuramente una modalità operativa che andremo di concerto con l'azienda sanitaria a valutare, e per quanto appunto sia possibile ad individuare nello specifico proprio durante questi giorni per arrivare fino ad agosto, con un planning preciso rispetto alle aree e alle situazioni. Non dimentichiamo che appunto abbiamo anche tutta quella situazione che riguarda poi i nostri centri servizi che riguarda proprio gli infermieri, altro tema su cui la conferenza dei sindaci, unitamente appunto ai rappresentanti, quindi sia i presidenti che i direttori delle strutture, si sta muovendo per fare un lavoro di squadra anche con la prefettura per dare delle risposte sotto questo profilo. Già una cosa importante è stato anche un ordine del giorno dell'onorevole Paulin, che ha portato proprio ad evidenziare all'unanimità un intervento sostanziale rispetto a quella normativa che andrebbe a scadere al 31 di dicembre, il famoso decreto che dovrebbe essere almeno prorogato per 2 anni per consentire
consentire a questo personale infermieristico di poter rimanere appunto anche nei nostri centri servizi. Stiamo parlando degli infermieri stranieri, no? Quelli che vengono assunti all'estero proprio per... Poi tra l'altro insomma adesso se ci sarà la sospensione, come è confermato, dei sanitari infermieri Novax, si rischia anche qui insomma, no? di avere un buco ancora più grande. Oggi in conferenza dei sindaci parlerete anche del nuovo punto tamponi all'aeroporto Canova di Treviso. Sì, sicuramente, proprio perché appunto adesso diventa uno dei punti, visto che appunto prima il Canova non era stato interessato durante l'emergenza, e quindi adesso sostanzialmente con l'azienda sanitaria oggi individueremo proprio questa partenza e soprattutto questa anche messa in sicurezza e di intervento rispetto a questo ulteriore servizio che viene dato, in maniera che anche appunto il turista possa arrivare ed essere tranquillo rispetto alla presa in carico, soprattutto anche ricordando, e questo è fondamentale, che sono state date anche le disponibilità, quindi non solo al di là della parte turistica, quindi collegata alla parte del Canova, ma anche ai centri, ai Covid point, ma anche ai centri vaccinali, dove viene appunto dato questa possibilità al cittadino di fare questo tampone sostanzialmente che dà la disponibilità di avere anche in questo caso una verifica, una situazione della casa del cittadino che si reca anche per fare una vaccinazione, e dà l'opportunità di fare anche questo tipo di tampone. Quindi credo che la disponibilità sia stata data anche a 360 gradi rispetto a questo, e proprio anche alla volontà di andare ad intercettare immediatamente queste situazioni particolari. Ricordiamo, e questo perdonami Anna se lo ripeto e magari sono ridondante, che i dati preliminari confermano che anche soggetti che sono risultati positivi al virus con variante Delta, che sono vaccinati con la seconda dose, non infettano la popolazione vaccinata, e questo credo che sia molto importante anche per stimolare appunto e continuare nella fase di vaccinazione e nella disponibilità data da tutte le amministrazioni comunali rispetto anche alle sedi delle sedi vaccinali, oltre che per i punti tampone. Grazie Paola Roma per aver ricordato questo aspetto molto importante. Sindaco, quanto è stato difficile amministrare un comune in questo anno e mezzo in piena pandemia? E poi chiedo anche a lei, da lunedì si parte con il Green Pass, andiamo un attimo oltre, ma il dibattito è questo, lei percepisce tra i suoi cittadini preoccupazione o al contrario un senso di liberazione? Finalmente con un Green Pass possiamo muoverci liberamente. Come sta vivendo e qual è il sentimento che raccoglie a Mogliano? Io sono sindaco da 2 anni, dei quali un anno e mezzo fatti con il Covid sono stati pesantissimi, perché il lavoro è raddoppiato, oltre a tutto l'ordinario si aggiunge tutto lo straordinario legato al Covid, e abbiamo saputo far squadra grazie anche al grande lavoro di Paola Roma, e ci siamo coordinati e alla fine insomma ne stiamo uscendo, i vaccini stanno andando bene. Vedo nella cittadinanza, adesso che non si leggono i giornali, si vedono i numeri un po' salire, un po' di preoccupazione. Si fa finta di nulla, nel senso che la vita prosegue anche al mercato, la gente si muove, insomma la domenica i locali sono pieni, per fortuna abbiamo un bel calendario di eventi, come ce l'ha anche Treviso, ho visto prima, e la gente va a vedere gli spettacoli, però probabilmente c'è dentro un po' di preoccupazione. Quindi siete riusciti comunque a garantire insomma un po' di ritorno alla normalità per quest'estate a Mogliano? Sì, assolutamente sì, però si tasta la preoccupazione. Molta gente mi chiede ma come andrà, ma torneremo, lockdown eccetera. L'importante è vaccinarsi, ecco, questo è fondamentale. Sono molte le situazioni di disagio e di difficoltà, sono aumentate secondo lei dopo il Covid, persone che vengono a chiedere aiuto, no, ai servizi sociali del comune? Assolutamente sì, poi Mogliano ha tantissime presenze turistiche, in provincia di Treviso siamo secondi solo al capoluogo come numero di presenze turistiche, e molte famiglie vivono di quello, perché tanti alberghi, tanti che lavorano a Venezia, e purtroppo gli ammortizzatori sociali non sempre bastano, e quindi molti si rivolgono al comune. Abbiamo messo in piedi tutta una serie di misure straordinarie, abbiamo appena approvato, proprio anche in visione insomma del problema abitativo, dello sblocco degli sfratti, abbiamo messo 60.000 euro di aiuti straordinari proprio per queste famiglie che si vedono in strada, e tutta una serie di altre misure che vanno ad aiutare chi è stato messo in ginocchio dal Covid.
Emergenza abitativa l'ha nominata lei, ne abbiamo parlato anche con Paola Roma non più di 2 settimane fa, se non sbaglio, Paola, e anche lei si sta muovendo come sindaco. Com'è la situazione? Cioè, fino a che punto un comune riesce ad intervenire nell'emergenza abitativa, tenendo conto che probabilmente molte residenze dovrebbero essere sistemate, riadattate? È un tema che va a considerare un po' tutti quanti i comuni e sul quale anche con la Regione Veneto sono intercorse proprio degli interventi rispetto a questo. Ricordiamo che ATER è un ente strumentale della Regione Veneto e pertanto in base alla legge che va ad individuare questo, per emergenze abitative, io parlo per il mio comune, appunto si entra dentro al 10%, quindi fondamentalmente non c'è una percentuale molto alta rispetto a questo. Ricordiamo che attualmente gli alloggi che ci sono anche situazioni molto vecchie, quindi da riattare tutti quanti, ma non da ultima che c'erano delle situazioni familiari composte da nuclei familiari molto numerosi a suo tempo, che adesso si sono ridotti drasticamente e che quindi le condizioni sono drasticamente cambiate rispetto a quello che si poteva avere 50-60 anni fa. Quindi fondamentalmente sotto il profilo degli interventi le amministrazioni non riescono da sole e singolarmente ad intervenire. Pensiamo solamente che anche su interventi di dare un alloggio in emergenza abitativa comunque l'amministrazione deve fare dei lavori che l'ultimo soggetto che è uscito deve comunque andare a intervenire rispetto, non so, riscaldamento o da altri interventi da dover fare. Sotto questo profilo abbiamo 2 tipologie poi di situazioni. Nel caso particolare di Ponte di Piave avevamo degli ordini di sgombero, quindi una cosa diversa rispetto agli sfratti. Si tratta anche di una situazione collegata in un rapporto, diciamo, tra privati, nel quale insomma l'amministrazione è andata a rientrare, anche perché anche essa stessa è parte, proprio perché avendo anche noi degli stabili lì con alcuni uffici, chiaramente siamo dovuti rientrare anche noi come soggetto che adesso si trova ad avere delle spese ulteriori e tra le altre cose si trova anche a dover intervenire con chiaramente anche in questo caso situazioni di IMU non pagata e pertanto va ad aumentare anche il danno che la stessa amministrazione può avere. Negli interventi è chiaro che bisogna un po' riconsiderare tutto il patrimonio che è esistente, ma teniamo presente che anche nella gestione di ATER chiaramente gli importi che versano gli inquilini sono molto bassi, si parla di situazioni anche di 50 euro mensili di canone e pertanto per dover fare degli interventi strutturali sicuramente c'è la necessità che magari con il Recovery Fund, cosa che poteva essere prevista all'interno, vengano date alle regioni queste risorse con le quali chiaramente possono essere sbloccate delle situazioni e quindi dare la disponibilità appunto ai comuni di poter avere degli interventi nel territorio per il tramite appunto di ATER, ma ripeto, servono comunque delle risorse che devono arrivare da finanziamenti, in questo caso o da recovery o statali, che permettano quindi di riorganizzare sotto questo profilo. Recovery, grande opportunità, ma insomma bisogna anche saperli intercettare bene e spendere bene questi fondi. Siamo davvero in chiusura. Allora, Sindaco, stasera Consiglio Comunale, che risposte avremo domani? Beh, penso sicuramente positive, anche già i primi ritorni che abbiamo avuto. Abbiamo fatto 3 commissioni tecniche per illustrare questo piano e sono sicuro che questo è un piano che ci proietta al futuro, è una capacità che deve avere un buon politico, quello di saper guardare avanti, saper programmare e progettare quello che avverrà in città. Forse l'ha aiutata a essere architetto? Sì, non lo nascondo. Non lo nasconde, va bene. Allora, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, tra l'altro fresco di vaccino, quindi insomma adesso tra poco la lasciamo andare. Io so che lei in conferenza dei sindaci ha un rappresentante per Mogliano Veneto, quindi ci siamo. Paola Roma, tra quanto cominciate i lavori? Alle 16. Benissimo, allora davvero buon lavoro anche a voi. Ricordiamo che il nuovo punto tamponi presso l'aeroporto Canova di Treviso sarà attivo a partire da venerdì mattina, corretto? Esattamente, appena arrivato poi un comunicato stampa dove appunto va a spiegare questo, e permettimi, Anna, di ringraziare anche tutto il personale del Dipartimento di Prevenzione che davvero si sta spendendo rispetto a questo, perché davvero sono passati dai tamponi alle vaccinazioni e ritornano i tamponi, e quindi davvero un grazie a tutte le assistenti sanitarie, a tutto il Dipartimento di Prevenzione e in generale a tutto il personale sanitario. E ritornando a prima, rispetto alla conferenza di sindaci con Davide, dico, ne abbiamo fatti i comitati e conferenze 2 volte a settimana, quindi credo che le informazioni che abbiamo
speriamo con l'azienda sanitaria siano veramente costanti H24. Grazie davvero, grazie per il vostro lavoro come primi cittadini e proprio davvero al servizio della comunità. Questo Covid ce l'ha fatto vedere davvero in maniera evidente. Grazie per essere stati con noi, a voi telespettatori. Noi abbiamo terminato, giusto il tempo di dirvi che le previsioni meteorologiche del Veneto segnalano che nel pomeriggio e sera di oggi il tempo sarà a tratti instabile, specie su zone montane e pedemontane, probabili rovesci e temporali locali e sparsi, quindi attenzione perché sta cambiando il meteo. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, l'informazione su Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30. Arrivederci.